Dopo mesi di appelli all'unità del centrodestra in vista delle amministrative ad Agrigento, adesso è un vertice di maggioranza a Palermo che ha deciso la linea congiunta di Forza Italia. UDC diventerà Bellissima, Popolari e Autonomisti, Fratelli d'Italia e Lega. Il 90% del centrodestra fa scudo attorno a Marco Zambuto. Presenti alla riunione il presidente dell'Ars Gianfranco Micciche per Forza Italia, Decio Terrana per l'UDC, Salvo Pogliese e Giampiero Cannella per Fratelli d'Italia, il commissario della Lega in Sicilia Stefano Candiani, Giuseppe Catania per Diventerà Bellissima, Roberto Corona, Antonello Antinoro per Popolari e Autonomisti. L'esito è stato chiaro, linea comune con candidatura unitaria ad Agrigento su Marco Zambuto, come anche negli altri capoluoghi. La Lega invece si è presa 24 ore di tempo per scegliere se convergere o no su Marco Zambuto. Assente giustificato al vertice il vicepresidente dell'Ars Roberto Di Mauro, perché già schierato con il suo candidato a sindaco Franco Miccichè. In lizza per lo scranno più alto di Palazzo dei Giganti, l'uscente primo cittadino Lillo Firetto, che spera in un bis. Vorrebbe entrare in partita, essere il primo sindaco donna della città di Agrigento, Angela Galvano, consigliere comunale di lungo corso sulla scia del PD o di quello che ne rimane ad Agrigento. Rumors vedrebbero invece tendere la mano verso il Movimento 5 Stelle, un'idea che è specchio del governo nazionale. Ma pare che i grillini abbiano scelto di correre con un proprio candidato, che potrebbe essere l'agrigentino Antonio Calma, professione magistrato a Pesaro.